Con Milan Kočić al termine di questa sconfitta un po' amara, no? Perché soprattutto nel secondo tempo avete cercato in tutti i modi quantomeno il gol per pareggiarla e i tentativi, le speranze si sono fermate sul palo di Venitucci. Sì, soprattutto come hai detto te, secondo tempo abbiamo fatto abbastanza bene, abbiamo spinto. Poi dopo il palo di Venitucci, lì siamo andati davvero vicini, secondo me anche un rigore netto c'era, è un peccato. Anche l'espulsione di Tobanelli, quindi si sono messe un po' tutte, no? Per rendere difficoltosa questa rimonta e come all'andata una Clivense che raccoglie meno punti, cioè zero rispetto a quelli che però avrebbe forse meritato vista proprio la prestazione in campo, no? Sì, sì, come ho detto prima, soprattutto per il secondo tempo, abbiamo creato qualcosa, abbiamo spinto, siamo andati alti e alla fine due partite con Desenzano che non abbiamo preso neanche un punto, ma eravamo davvero anche quella partita prima in casa, eravamo vicinissimi anche a vincere e oggi anche almeno un punto secondo me ci stava. Manca poco, no? Adesso la Real Calepina già mercoledì, però con queste prestazioni mancano soltanto poi i gol per portare a casa quei punti che anche per la classifica e per il morale farebbero più che bene. Sicuro, sicuro ci manca magari tipo quel palo che entra poi la palla dentro, ci manca qualcosina e lo sappiamo anche noi, lo vediamo, ma nello stesso tempo sappiamo che stiamo dimostrando che siamo forti, che possiamo fare male a ogni squadra e non abbiamo paura di nessuno, Va dobbiamo bene. solo continuare così. Grazie Mila. Grazie a voi.